E poi tutto un piano. Di qua il Salto della Lepre e qua c'è quello che dico da tempo: gli idioti danneggiano le frecce e non sa cosa fa. Dunque non vorrei sbagliare, ma siamo arrivati, e allora è molto più corta rispetto a quanto avevo letto delle recensioni. Esatto, sì, siamo arrivati, perché qua davanti ci sono due postazioni antiaerei della guerra mondiale, due batterie. È molto più bello vedere questo. Guardate che bello spettacolo che c'è. Vedete, questa era la base per la mitragliatrice. Guardate che gabbiano che se la vola. Là in fondo c'è gente che pesca. C'è un bel salto. E non so se quella lepre è riuscita a tornare nella sua tana. Mamma mia! Cosa c'è? T'ho lasciato solo, Ti ho lasciato solo. Sì, non tirare che ti fai male. Dai, adesso torniamo indietro, andiamo alla chiesetta. Hai bevuto? Patato? In fondo al sentiero dove iniziava, dove combacia con la strada carrabile. Giriamo a destra per andare alla chiesetta, mentre a sinistra saremo andati a Bonassola. Ed eccoci alla chiesetta della Madonna della Punta. Viene così chiamata perché in pratica è sulla punta proprio della scogliera, la strada si ferma. Questo è un posto da pesci. Allora, Cappella Madonnina della Punta, fine XVII secolo. Beh, è caratteristico, un bel posticino. Con questi archivolti fanno da cornice poi al paesaggio, niente male.
Lasciato il posteggio, siamo davanti a quella che è la vecchia ferrovia, dove oggi hanno costruito una pista ciclopedonale che porta a Levanto. Ora noi invece di fare questa andiamo qua sulla destra, che c'è un sentiero che porta sempre dalle parti di Levanto, che si chiama Punta del Carlino, e facciamo un pezzetto perché si dovrebbe arrivare alla fine di questa galleria. Facciamo un pezzetto, poi torniamo indietro. Comunque si arrampica subito con i gradoni. Vabbè, siccome non abbiamo ancora fatto chilometri, andiamo. Ecco, qui il terreno non è che sia tanto bello. Cioè, sembrerebbe un tragitto proprio nell'entroterra, un po' simile a quello che avevo fatto in Val Gargassa. Invece siamo a Bonassola sul mare. Andiamo a Nubi, questo pezzo è tosto. Piano, aspetta, ferma. Ah, chiuso il passaggio perché è pericoloso. Vedi? Forse si potrebbe andare di qua, però sinceramente non ne vedo il motivo. A sto punto bisogna tornare indietro vicino, non si può fare la galleria di qua perché là vedi è tutto rotto. Vabbè, giriamo e si torna indietro. Allora, come dicevo, siamo entrati nella vecchia ferrovia, la galleria dove passava il treno, che ora hanno fatto la pista ciclabile e pedonabile. Allora ragazzi, anche oggi abbiamo finito la nostra gita, abbiamo fatto un bel po' di chilometri, ora stiamo sulla strada per andare a casa. Un abbraccio a tutti e alla prossima, ciao ciao!